Carismatico e controverso. Per l'opinione pubblica che lo ha visto sulla scena politica italiana per tanti anni, Umberto Bossi lo si poteva definire anche così. Storico leader della Lega e protagonista della politica italiana per oltre 30 anni, dalla ribalta nazionale ai territori del nord, Bossi ha lasciato un segno profondo nel dibattito politico tra autonomie, federalismo e battaglie politiche che hanno diviso e segnato il paese. Oggi arrivano i ricordi anche del Friuli Venezia Giulia, con le testimonianze del presidente della regione Massimiliano Fedriga e del segretario della Lega Triestina Paolo Polidori. Un dispiacere oltre che politico perché sicuramente ha condizionato, ritengo in modo molto positivo, la politica del paese. Basti pensare quanto è cambiata l'Italia dal punto di vista della valorizzazione delle autonomie e dei territori. E poi un dispiacere dal punto di vista umano, io sono entrato nella Lega con Umberto Bossi, penso che abbia insegnato moltissimo del modo di fare politica vicino ai cittadini. È stato un leader che è nato e cresciuto politicamente in modo autonomo, credendo in ideali e negli obiettivi, e questo è sicuramente un'eredità che continuiamo a mantenere come forza politica, ma penso sia un'eredità che viene consegnata al Paese. A parte il dolore di oggi, che veramente è profondo e straziante, io ricordo comunque già nell'83, primi anni di università, un mio amico mi ha cominciato a parlare di Bossi e mi ha folgorato praticamente, quindi io avevo già nell'83 l'adesivo della Lega Lombarda ancora all'interno della macchina, non fuori, perché già quella volta, no, i cosiddetti democratici non amavano la Lega. E poi dall'84 è diventata Lega Nord. Io sono entrato in Lega nel 91 e quindi una storia lunghissima con tantissimi episodi. Ricordo per esempio proprio in Piazza Unità il primo comizio che ha fatto e c'era una folla immensa, veramente immensa, e la comunicazione, la capacità, la passione che aveva me l'ha trasmessa e me la tengo ancora nel cuore e la porto avanti come militante della Lega dal primo momento qui a Trieste.